Fermato per un normale controllo lungo la statale 51, ma nel bagagliaio e poi in casa aveva cocaina, hashish e denaro in contanti. È finita così la corsa di un 28enne italiano, lavoratore stagionale, arrestato dagli agenti della volante del commissariato di Cortina. Gli operatori, insospettiti del comportamento agitato del giovane, hanno deciso di andare a fondo. 9 dosi di cocaina già pronte, 690 euro e 3 cellulari nascosti nell'auto. Da lì la perquisizione è proseguita fino all'abitazione, dove i poliziotti hanno trovato altri 55 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish e 1.000 euro in contanti. Un sequestro importante che conferma l'attenzione investigativa sulla piazza dello Spaccio, tra l'Alto Cadore e Lampezzo, un territorio delicato e sotto osservazione da mesi. Lo scorso luglio un altro lavoratore stagionale, un 30enne italiano di origine venezuelana, venne arrestato alla fermata dell'autobus in centro a Cortina. Nella perquisizione personale e domiciliare saltarono fuori 36 bustine di marijuana già confezionate per lo spaccio, mezzo chilo della medesima sostanza, 1.600 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida dell'arresto eseguito martedì scorso, il 28enne è stato sottoposto all'obbligo di dimora. L'attività di indagine della polizia prosegue e si concentra sui contatti del giovane e sui suoi canali di rifornimento.